Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con il maltempo della scorsa notte. In ginocchio la circolazione ferroviaria nel nord della provincia. All'imbocco della galleria tra Porto Valtravaglia e Laveno Mombello un treno è parzialmente deragliato. Circolazione sospesa tra Luino e Gallarate per una frana. Vediamo il servizio di Elisa Petrocelli. Il maltempo della scorsa notte ha causato disagi alla circolazione ferroviaria lungo la linea Gallarate-Luino. A causa della presenza di detriti all'imbocco della galleria fra Porto Valtravaglia e Laveno Mombello, c'è stato il blocco di un treno merci che è deragliato. L'impatto coi detriti ha provocato infatti l'uscita dai binari delle ruote dei primi due assi del solo locomotore, composto da 18 vagoni, di cui alcuni formati da cisterna più la motrice. Circolazione ferroviaria quindi sospesa tra Luino e Gallarate, dove sono stati programmati dei bus sostitutivi, mentre si sta lavorando per riaprire la tratta interessata dalla frana. Sul posto i tecnici della rete ferroviaria e i vigili del fuoco, impegnati a rimuovere appunto i detriti ed estrarre il convollo deragliato. Le operazioni sono molto complesse. Intanto sul fronte del meteo arrivano notizie poco rincuoranti. La Protezione Civile della Lombardia ha diffuso questo pomeriggio una nuova allerta, pericolo di colore giallo, per possibili temporali anche domani. Ancora maltempo. All'aeroporto di Malpensa il Terminal 2 appena inaugurato fa già acqua, nel senso che il violento temporale della scorsa notte ha allagato la zona D degli imbarchi. Ce ne parla Veronica De Riu. Fa acqua da tutte le parti il Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. È passata una settimana dalla sua riapertura e la pioggia ha messo in ginocchio nella notte tra martedì e oggi, mercoledì 7 giugno, il terminal dedicato alle low cost di Malpensa. I passeggeri e gli operatori si sono trovati di fronte a intere aree allegate e alle 5 di mattina, preparando i primi voli dell'alba, hanno dovuto correre ai ripari. L'area D degli imbarchi era piena di acqua, così come altre zone dedicate ai passeggeri, ma non solo, anche l'area check-in degli operatori. Il personale si è messo immediatamente al lavoro per consentire ai passeggeri di poter prendere i voli, nonostante la situazione di disagio. Gli allagamenti gettano ombre sulla sistemazione del Terminal 2, che potrebbe necessitare di nuovi interventi alla luce degli allagamenti, non solo nell'area di transito dei passeggeri, ma anche dove opera il personale. Voltiamo pagina. Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in casa questa mattina in via Petracchi, nel quartiere di Masnago a Varese. A dare l'allarme sono stati due conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con il cinquantenne che viveva solo. Sul posto è intervenuto il 118 che ha constatato il decesso dell'uomo e ha avvisato la Polizia di Stato. Da quel momento il caso è passato nelle mani della squadra mobile e della scientifica che hanno svolto i primi accertamenti. In casa, un appartamento in un condominio a 2 passi dall'oratorio di Masnago, non sono stati trovati segni di scasso o effrazione. Inoltre sul cadavere non ci sono segni di violenza e all'interno dell'appartamento nulla che faccia pensare a una colluttazione. Quasi certamente si è trattato di una morte per cause naturali, ma sarà l'autopsia a dare una risposta definitiva sulla causa del decesso. Non risulta che il cinquantenne soffrisse di particolari malattie. Andiamo ora a Cislago, dove un uomo di 52 anni alla guida di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è finito nella boscaglia. È accaduto nella mattinata di oggi lungo via Dante, una strada appunto in mezzo ai boschi. Forse per un malore il conducente è uscito dalla carreggiata finendo in velocità a lato della strada e schiantandosi contro un albero, senza riportare però ferite gravi. All'arrivo dei soccorritori dell'ambulanza del 118 è stato estratto dall'abitacolo e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Torniamo a Varese, sul bus con la bici per raggiungere il lago di Varese. Ora si può. Ci parla di questo nuovo servizio al debutto sabato 10 giugno, un servizio della redazione. Sul bus con la bici? Ora si può, anche a Varese, per raggiungere il lago. Da sabato 10 giugno prende il via un nuovo servizio organizzato da Comune di Varese, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e Autolinee Varesine. Si tratta di una linea circolare intorno al lago di Varese, con partenza e arrivo da Piazzale Kennedy a Varese, effettuata da autobus muniti di un apposito portabici. Sarà in funzione nei fine settimana e il percorso toccherà la Schiranna per poi proseguire ad Azzate, Bodio, Cazzago, Biandronno, Bardello e Gavirate, per poi risalire a Varese. Previsto anche il tragitto inverso, in totale 27 corse giornaliere.
la prima alle 8 e l'ultima alle 18:15. Il supplemento per ogni bici ha un costo di 3,50 € giornaliero. Le tariffe per i passeggeri restano quelle già in vigore. Varese fa volare i pazienti del Niguarda. Dopo il Covid, oggi all'Aeroclub Adele Orsi di Calcinate del Pesce è tornato l'annuale appuntamento col progetto Non cammino ma volo. Il servizio è del collega Marco Raimondi con le immagini dell'agenzia Blitz. Non cammino ma volo. Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia negli anni scorsi, è ripreso oggi l'annuale appuntamento con i degenti dell'unità spinale dell'ospedale Niguarda di Milano, ospitati a Calcinate dall'Aeroclub Adele Orsi, per fare loro conoscere il volo silenzioso. L'iniziativa nasce nel 2016 assieme al nostro socio pilota, il professor Osvaldo Chiara, direttore della chirurgia generale Trauma Team dell'ospedale Niguarda, con la collaborazione della cooperativa Spazio Vita Italia, la Onlus, che opera all'interno dell'ospedale con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità motoria, spiega Margherita Quaderni, presidente dell'Aeroclub. Nel corso della giornata gli ospiti del progetto hanno messo letteralmente le ali e i migliori piloti del club li hanno accompagnati all'appassionante scoperta del volo, ammirando le bellezze del nostro territorio. È sempre una grandissima gioia vedere il sorriso smagliante di chi scende dalle aliante dopo il primo volo, conclude a Quaderni. Negli ultimi anni abbiamo dedicato grande impegno a questo progetto e lo abbiamo perseguito con forte determinazione. Oggi siamo l'unico aeroclub del Nord Italia a offrire questa opportunità. Avere inoltre qui presenti le istituzioni, in particolare il governatore della Lombardia Attilio Fontana, è per noi importante. La collaborazione con Naus Niguarda ci motiva ancora di più ad andare avanti con il nostro progetto. Non cammino, ma volo. All'Istituto Daverio Casula Nervi di Varese, studenti ambasciatori dell'Europa. Ce ne parla Adriana Morlacchi. Le immagini del servizio sono dell'agenzia Blitz. Disaffezione per la politica? Non all'Istituto Tecnico Economico Daverio Casula Nervi di Varese, che questa mattina è diventata una scuola ambasciatrice del Parlamento europeo, con l'evento finale del progetto EPAS, nell'ambito del quale numerosi studenti sono impegnati fin dall'inizio dell'anno. All'iniziativa ha presenziato l'europarlamentare Isabella Tovaglieri, che ha dialogato con i ragazzi sui temi chiave dell'agenda politica dell'Unione Europea, sul significato dell'essere cittadini europei e sul ruolo dell'Unione Europea nel mondo. È stato molto bello, ha detto Elisabetta Tovaglieri. I ragazzi in maniera assolutamente apartitica hanno fatto politica ed è un buon segnale in questo momento di assoluta disaffezione alla vita politica. Infine un'altra scuola, l'Istituto Manzoni di Varese, e un'iniziativa al Cinema MIV per ricordare Angelo Rizzi, lo studente morto all'improvviso a metà maggio. Il servizio è di Diego Pisati con le immagini dell'agenzia Blitz. Felice mentre suona il basso e scherza con gli amici. Le compagne e i compagni di scuola hanno voluto ricordare così Angelo Rizzi, facendo rivivere per un attimo, grazie a immagini in movimento, quel ragazzo scomparso meno di un mese fa a 17 anni. L'occasione per ricordarlo è stata la presentazione in anteprima al MIV, in Sala Giove, del videoclip Madre Dolcissima, uno dei tanti gioielli di Zucchero, realizzato durante l'anno scolastico con la partecipazione di Angelo Albasso, vede alla regia la promettente Gaia Galimberti, prossima alla maturità e all'iscrizione a una scuola di cinema, alla direzione artistica il docente Paolo Pugliese e alla produzione la Cactus di Busto Arsizio. A loro e a tutti i giovani presenti, la mamma di Angelo, Gabriella, ha rivolto l'invito di non dimenticare mai suo figlio, ma proprio per rispetto a lui, di andare avanti e vivere la vita che resta una cosa meravigliosa. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani sera. Buona serata!